Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Fontanarossa verso la normalizzazione, la Sacra Società di Gestione annuncia da domani la sospensione dei bus navetta per gli altri aeroporti siciliani. Tra poco il nostro collegamento dallo scalo catanese. Riconosce il cadavere del figlioletto morto nel naufragio del barchino sul quale viaggiava, la straziante scoperta di una mamma migrante a Lampedusa che credeva il piccolo in salvo in un'altra struttura. Torna il caldo in Sicilia a Ferragosto, temperature più alte ma nella media stagionale. Luglio rimane il mese più caldo degli ultimi 20 anni. Monopattini elettrici, nuovi obblighi e costi. Sarà vita dura per i trasgressori. A Catania le nuove regole soddisfano i cittadini. Ancora ben trovati da Sicilia 24, apriamo il nostro telegiornale occupandoci dell'aeroporto di Catania, Fontanarossa, che si avvia una normalizzazione da domani. La società di gestione ha annunciato lo stop del bus navetta per gli altri aeroporti, ovviamente un fatto assolutamente significativo. Ma noi ci colleghiamo con lo scalo catanese dove c'è per noi Eva Spampinato. Buongiorno Eva. Sì, buongiorno Roberta, vi facciamo vedere subito l'immagine che avremmo voluto mostrarvi qualche giorno fa, ovvero quando il presidente della regione Renato Schifani disse che l'aeroporto di Catania era tornato pienamente operativo. Era sabato pomeriggio, il 5 agosto, ma sono passati altri 3 giorni per vedere questo. Lo vedete in questo momento, un tabellone che segna tutti i voli effettivamente atterrati a Catania, lo segna il tabellone al piano inferiore, e i voli in partenza o in fase di imbarco o di ultimo avviso. Non leggiamo cancellazioni, non leggiamo dirottamenti, solo qualche ritardo. Si parte dal Terminal A, che è quello dove mi trovo io in questo momento, e dal Terminal C, ovvero il terminal che è stato improntato nei momenti dell'emergenza. Questo significa che in questo momento qui al Terminal A non c'è grandissima confusione, ma l'immagine più rassicurante di tutte probabilmente è questa, ovvero quella dei check-in e poi più avanti ancora quella degli imbarchi. Questa immagine ve la stiamo offrendo oggi al netto di tutte le polemiche e i disagi, e qui a Fontanarossa si spera davvero di poter dire finalmente si vola. Il tabellone, ma le immagini che vi stiamo mostrando sono dei netti segnali del ritorno alla normalità. Un altro segnale, lo dicevi tu, è quello che l'aeroporto di Catania sospende tutti i bus navetta di collegamento con gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani. Il servizio sarà operativo fino a domani per consentire, per andare incontro alle richieste dei vettori che non hanno ancora riprogrammato i voli. Intanto, oltre agli umori dei passeggeri che tirano un sospiro di sollievo, non si può dire la stessa cosa dei lavoratori che non tornano a respirare. Bene, perdonatemi il gioco di parole, perché in questo momento stanno utilizzando ancora le mascherine FFP3. Per il personale è ancora emergenza, infatti scrive in una nota la Will Trasporti Etnea: gli effetti dell'incendio pesano ancora maledettamente. Scrivono i sindacalisti. Il personale è costretto a fare quotidianamente i conti con il caos prodotto dallo scarso praticamente inesistente. Leggiamo coordinamento tra le diverse società operanti nello scalo e con rischi connessi alla presenza persistente di monossido di carbonio. C'è da dire che qui sopra alle partenze l'aria è assolutamente pulita, qualcosa si percepisce sotto dove è partito il rogo. Nota di colore, oggi all'aeroporto di Catania si offrono ghiaccioli, ci sono delle ragazze in mascherina che offrono con dei cartoni che offrono i ghiaccioli gelati ai passeggeri che li accettano volentieri. Grazie Eva Spampinato, naturalmente torneremo a occuparci dell'argomento nelle nostre prossime edizioni del telegiornale. Adesso una storia drammatica, una donna, si tratta di Miriam, 23 anni, ivoriana, nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa ha infatti effettuato il riconoscimento del cadavere del figlio di 1 anno e mezzo che è morto nel naufragio di uno dei 2 barchini colati a picco sabato nel canale di
di Sicilia, complessivamente 57 i superstiti, 33 i dispersi, 2 i cadaveri recuperati. Oltre a quello del piccino c'era anche infatti quello di una donna, il cui marito si trova al momento all'hotspot di Lampedusa. La giovane ivoriana viaggiava con in braccio il figlioletto quando il barchino partito da Sfax si è inabissato per ore, ha raccontato ai mediatori culturali. La 23enne nel mare in tempesta ha tenuto stretto fra le braccia il figlio quando poi non ce l'ha fatta più perché era stanca. Lo ha affidato a un connazionale che era in mare accanto a lei e il piccolo però è annegato. La mamma lo ha scoperto domenica sera. Fino ad allora aveva creduto che il figlioletto insieme al connazionale fosse in un'altra struttura o in un ospedale. Un pregiudicato di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mascali nel catanese per rapina, sequestro di persone e furto aggravato. Il 1° giugno avrebbe rapinato il gestore di un bar del paese dopo averlo rinchiuso all'interno dei bagni dell'esercizio commerciale, portando via il marsupio e la sua automobile, un Opel Astra. A bordo dell'auto rubata ha poi rapinato dell'incasso l'addetto a una stazione di servizio, una somma di denaro di circa 450 euro che quest'ultimo custodiva all'interno della tasca dei pantaloni. Dopo l'arresto l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Ancora la cronaca, nuovo furto con spaccata a Palermo. La scorsa notte i ladri sono arrivati a bordo di una Lancia Y rubata la sera prima nel capoluogo siciliano e hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio Trichic in via Trapani. I ladri hanno portato via diverse borse. Il furto ammonta da una prima segnalazione a circa 30.000 euro. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia e sono intervenuti anche gli uomini della scientifica. La Guardia di Finanza di Pozzallo ha individuato una società che commercia auto e che attraverso un sistema articolato di frode non ha dichiarato reddito per oltre 1.373.000 euro, evadendo poi l'IVA di 256.000 euro. Gli accertamenti effettuati, anche con la collaborazione con gli investigatori della Germania e dell'Ungheria, hanno consentito di scoprire come la società, attraverso l'interposizione fittizia nelle fasi contrattuali di soggetti inesistenti, facesse apparire gli acquisti effettuati nell'esercizio di impresa come acquisti effettuati tra privati. Questo avrebbe consentito al rivenditore nazionale di eludere l'applicazione del regime dell'IVA previsto per gli acquisti intracomunitari, ovviamente con un ingente danno per l'erario. E noi continuiamo con il nostro telegiornale occupandoci di un problema legato al caldo, perché il caldo torna, non sarà il caldo terribile del mese di luglio, quello che ha fatto riscontrare record, ma certamente sarà un vero ritorno più in linea con la stagione. Sentiamo. Servizio in questo momento, ma abbiamo invece la notizia vediamo un attimo se dalla regia arriva. Non arriva, e allora andiamo su un incendio. È praticamente stato la conseguenza probabilmente del caldo, ma questo naturalmente si scoprirà. C'è stato un incendio poco prima dell'alba all'interno dell'ex fabbrica chimica dell'Arenella a Palermo. Attorno alle 4 è stato appiccato il fuoco a delle sterpaglie, a dei rifiuti. Si è alzata una nube nera segnalata dai residenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme dopo qualche ora. Abbiamo il servizio a questo punto che riguarda il caldo, che non sarà, come vi dicevo, un caldo record, ma sarà un caldo in linea con le temperature del mese di agosto. Eccolo qua. Passato un weekend fresco, nella settimana che porta a Ferragosto le temperature torneranno ben al di sopra dei 30 gradi e si tornerà a boccheggiare un po' in tutta la Sicilia, con picchi che potrebbero aggirarsi intorno ai 36-38 gradi per alcune aree interne. L'estate quindi tornerà e lo farà con le sue medie stagionali, facendo dimenticare gli ultimi temporali su alcuni angoli di Sicilia. Questo grazie al ritorno in scena dell'anticiclone africano, che dall'interno del Sahara raggiungerà il Mar Mediterraneo, e si tratta di correnti
correnti d'aria calda di matrice subtropicale che provocheranno, oltre ad una stabilità atmosferica con tanto sole, anche un aumento sensibile delle temperature. E torna alla mente il caldo afoso di luglio, che per temperatura media mensile costituisce in assoluto il valore mensile più alto registrato per la Sicilia dal 2002, indipendentemente dal mese. È quanto hanno fatto sapere i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano. La media mensile delle temperature è stata pari a 27,74 gradi tra le province. Siracusa risulta avere la media più elevata con 29 gradi, mentre Messina la media più bassa con 26,1 gradi. Oltre alla temperatura media mensile risultano superati i record precedenti per media regionale delle temperature massime assolute mensili, media regionale delle medie mensili delle temperature massime giornaliere, media regionale delle medie mensili delle temperature minime giornalieri. Ma al di là dei dati è più marcata l'anomalia sul numero di giorni consecutivi con temperature superiori o uguali a 40 gradi. I massimi valori precedenti del 2007 e del 2021 sono circa la metà di quanto registrato nel 2023. Tra i capoluoghi di provincia spiccano Caltanissetta ed Enna, che hanno registrato 11 giorni consecutivi con temperature superiori o uguali a 40 gradi. Adesso ci occupiamo della riforma del codice della strada che introduce delle novità sui monopattini elettrici. In arrivo infatti l'assicurazione obbligatoria, la targa e l'uso del casco. A Catania sono positive le reazioni davanti alle nuove regole, maggiori tutele per tutti, dicono gli intervistati. Simona Mazzone. È solo questione di tempo. Estimatori del monopattino, preparatevi, RC e caschetto diventano obbligatori. Monopattini elettrici? Non solo vita più difficile per i trasgressori, ma anche nuovi obblighi e costi per chi li usa, a cominciare da targa, assicurazione sulla responsabilità civile e utilizzo dell'apposito caschetto, appena il provvedimento del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore. Si contano in Italia circa 550.000 monopattini elettrici, di questi 42.000 dello sharing sono assicurati, per gli altri si tratta di pagare una polizza di almeno 40 euro l'anno. E c'è già chi la definisce una stangata del governo per fare cassa, mentre per molti altri potrebbe essere un deterrente per i monopattinisti spericolati. Ma è una cosa giusta, perché alla fine se fanno qualche danno magari non hanno l'assicurazione, non sono in sicurezza. Il monopattino piace, è una scelta ecologica indirizzata a snellire il traffico cittadino, non sempre condivisa dagli automobilisti che strombazzano col clacson a chi percorre diligentemente la propria strada, cosa che un tempo avveniva con i ciclisti. Però il risvolto della medaglia evidenzia che non tutti sono così prudenti, data la mole degli incidenti su monopattino. Fondamentale, perché con questi monopattini sono andati in giro, l'educazione è andata sottoterra. In tutto c'è il pro e il contro. Il pro è l'utilità del monopattino, il contro è che purtroppo è utilizzato anche da gente un pochino incosciente. Una stretta condivisa da chi affitta questi mezzi a due ruote se si considera che, secondo il rapporto nazionale sulla mobilità in sharing, sui circa 650 incidenti su monopattino il 77% sarebbe avvenuto in autonomia, senza coinvolgere altri mezzi o persone. Quindi benvengano maggiori tutele, come racconta questo ragazzo titolare di un servizio di noleggio. Sarà istituita una polizza apposita che poi verrà scaricata, credo, sul prezzo del noleggio del monopattino stesso. Per molti l'introduzione di assicurazione e casco, soprattutto dell'assicurazione, è un metodo per fare cassa da parte del governo. Voi cosa ne pensate? Ma secondo me non proprio, è un metodo per tutelare chi si trova per strada. Il calcio adesso, dopo l'accordo tra le parti, si attende la firma del contratto del nuovo attaccante esterno del Catania, Davide Marsura. Nel ritiro calabrese in Sila, lievi infortuni invece per i giallorossi. Ma sentiamo Sergio Colosi. Chiusa la breve parentesi della composizione dei calendari di Serie C con l'esordio casalingo per il Catania il 3 settembre contro il Crotone e il Messina in trasferta a Cerignola, le due società si concentrano sulle prossime operazioni di mercato. Il Catania ha le idee abbastanza chiare per completare un organico competitivo per la promozione in Serie B. Oggi potrebbe essere il giorno della firma dell'esterno offensivo Davide Marsura, 29 anni, con oltre 150 partite in Serie B tra Ascoli, Pisa, Venezia, Genova,
Modena e Brescia. Accordo già fatto, si attende soltanto l'ufficializzazione del club rossazzurro che è parte attiva nel mercato delle punte. C'è stato un contatto con Andrea Righini, ex Reggiano e Provercelli, ma Samuel Di Carmine e Salvatore Caturano rimangono obiettivi principali ma complicati in attesa di un nome a sorpresa. Il Catania ha previsto inoltre 2 nuovi rinforzi nel settore centrale della difesa. Giuseppe Cuomo ha preferito un triennale a cifre importanti al Sud Tirol in Serie B. Amichevole con poche indicazioni del Messina in Calabria, 10-0 e dilettanti del Real Cotronei, con poker di Emmausso. Ragusa e Ferrara rientrate in città per problemi fisici. Nessuna novità sul fronte mercato, con gli obiettivi fissati da tempo, ma il Messina rischia di doversi accontentare degli scampoli di fine stagione, qualora Plescia, Provenzano e Mungo dovessero trovare contratti e destinazioni migliori. Per questa edizione è tutto, tra poco altri aggiornamenti da Sicilia 24. Buona giornata.